Allora, io ringrazio tutti di nuovo. Prima volevo parlare molto poco, prima della visione, so che adesso magari qualcuno di voi mi dirà anche le sue impressioni. Io vi dico intanto le mie, velocissime, che ho evitato prima. Ringrazio ancora chi c'è. Vi dico, io da Venezia in poi sono più o meno una quindicina le presentazioni che ho fatto, e ovviamente qua a Pisa è tutta un'altra emozione, tutta un'altra difficoltà per me, perché gli occhi di tanti amici, il fratello, volevo salutare, non so se c'è ancora, la mia maestra delle elementari che è venuta oggi, eccola qua, che il mio fratello, i miei nipotini, Andrea e Ilaria, tanti amici. Sono alla fine gli occhi secondo me più sbagliati per vedere questo film. Spero comunque che vi abbia divertito. Per me alla fine è molto più facile presentarlo a degli sconosciuti. Comunque adesso parliamo un po' del film. Prima il professor Iacono farà un intervento, poi il professor Ambrosini, poi io vi farò vedere un po' di clip di backstage, risponderò alle curiosità se ce ne sono. In genere è un film che ne apre molte, e vi racconterò qualcosa di come l'abbiamo fatto. Grazie. Buonasera, io in realtà sono qui quasi per caso, nel senso che lui ha molti parenti, qua amici, in realtà poi noi abbiamo i figli che stanno, tutto nasce da questo, lo posso dire, no? I nostri figli stanno alla stessa scuola materna, perché io ho anche un figlio piccolo, nonostante la mia veneranda età, e quindi incontrandoci all'asilo è venuta fuori questa cosa, dice abbiamo fatto sto film, che fa, lo vedi, lo presenti, dico, ma come si fa a dire di no a Lorenzo? E quindi mi trovo qua, ecco, no? Probabilmente sono inadeguato, però insomma me lo sono visto e qualche pensata l'ho fatta. Intanto complimenti, a me è piaciuto molto. Devo dire subito su un punto, la vena ironica mi piace tantissimo, giocosa ma ironica, perché dire ironica significa non solo giocosa ma con dei messaggi, insomma, anche critici interessanti. Dirò due o tre cose così, non lo farò lunga. Una è questo, diciamo, il gioco di questo film è un po' il gioco che si utilizza, si è sempre utilizzato in quella che una volta si chiamava la retorica. Sono andato a guardarmi la poetica di Aristotele, lo so, è pesante, no, ma è una cosa leggera, non vi preoccupate, lo so, l'orario è tremendo, insomma, è la formazione, e c'è un passo famoso della poetica di Aristotele, anche se uno l'ha letto, in realtà la ripetiamo continuamente, che dice così, dice: l'impossibile verosimile è preferibile al possibile incredibile. E io credo che siamo proprio dentro questa cosa, cioè loro hanno presentato, Gazzella e Macelloni, qualcosa di diciamo impossibile perché non c'è mai stato, ma di molto verosimile, e questo è un gioco interessante, cioè il primato del verosimile, perché il verosimile uno pensa, dice il verosimile è falso. Di solito noi pensiamo questo, il verosimile è falso, in realtà perché è simile al vero. Quando è simile al vero dice esattamente da che parte sta. C'era un grande filosofo che diceva no, forse è più vicino al vero che al falso il verosimile. Bisogna vedere come si gioca. Chi è? Giambattista Vico, ecco, non lo volevo dire, non so che non volevo spaventare, però io sono curioso. Non lo volevo dire, ecco, perché questa cosa è interessante, cioè questo gioco continuo che questo film tra il vero, la finzione e il gioco di verità è molto bello, è molto equilibrato, fatto molto bene. E poi ne faccio ancora un'altra, poi basta, di un testo famoso di retorica, che è la Retorica de Regno, è il primo vero testo di retorica attribuito a Cicerone, adesso invece diciamo è anonimo, che suona così rispetto alla narrazione. Il film è narrazione, almeno dal mio punto di vista. La narrazione sarà verosimile, ancora, se la esporremo come richiede il costume, come l'opinione corrente, come la natura. Apparentemente questa è una cosa molto conservatrice e perfino potrebbe essere reazionaria, cioè in realtà
come dire, la narrazione tu ti adegui in qualche modo al senso comune, lo accetti, magari te la ruffiane anche un po', e in qualche modo la questione, Platone sarebbe inorridito rispetto a questo, però c'è un dato interessante, perché l'operazione che fanno loro non è invece quello, diciamo così, di legarsi a ciò che richiede il costume, ma ci si lega a ciò che si richiede il costume per esporre delle verità critiche, ironiche, così come emergono dal film. Quindi è un gioco molto sottile, ed è un gioco interessante perché è il gioco legato a questa partita che è legata al finto credibile. Il film si presenta come credibile, addirittura nasce come un fatto archeologico, si trova questa roba, e però è un finto credibile perché sappiamo tutti che non è vero, però è credibile, e quindi da questo credibile giochiamo poi su un terreno di verità che è effettivamente il messaggio che ci dà il film. Queste sono le prime due cose. Ovviamente il film che viene in mente per molte ragioni è Zelig, per molte ragioni diversissime questo film, e per altre invece no. Zelig di Woody Allen. Zelig di Woody Allen. Io qui in passato, in un lontano passato, l'ho presentato. Leonard Zelig è il personaggio di quello che secondo me è forse il film più, non so se dal punto di vista filmico, dal punto di vista filosofico, sicuramente il più importante film di Woody Allen. È la storia di un ebreo che ha il problema di essere continuamente l'altro, il problema che abbiamo un po' tutti, no? Per non sapere dire di no, lui addirittura fisicamente diventava l'altro, ed è una storia straordinaria, però il dato interessante è che è costruito questo film, anticipa insomma un po' la tecnica e il metodo, è costruito sulla base di un documentario. Addirittura Woody Allen aveva letteralmente studiato il modo di far vedere in modo sgranato il film per dare questa sensazione di reperti e di riprese degli anni 30, quindi in questo senso fu una rottura interessante. Fa parte, parentesi, della mia emozione di essere qua, che io Zelig l'ho proprio visto all'Arsenale quando ero studente, mi sono innamorato di questo strano film che appunto parla dell'uomo camaleonte, cioè l'uomo che in mezzo a quelli scuri di pelle diventava scuro di pelle, in mezzo a pelle rossa diventava pelle rossa, e in mezzo a chi suonava jazz sapeva suonare il jazz, proprio il massimo del conformismo. Il massimo del conformismo, il massimo della mimesis, e quindi del verosimile in un certo senso, dell'adeguarsi. Quindi è un film straordinario, chi non l'ha visto. Ecco, sicuramente, non so se c'è un comunque sicuramente chi ha visto Zelig o conosce Zelig o è innamorato del film Zelig, questo film che voi avete fatto lo ricorda in modo molto forte, cioè l'idea è di presentare la cosa come se fosse vera. Sappiamo che non lo è, la dobbiamo accettare, e quindi quella che Coleridge e Borges chiamano sospensione dell'incredulità è fatta un gioco ancora più complesso, cioè non è solo che sospendi l'incredulità e fai finta di credere sapendo che è una fiction, ma c'è questo doppio livello, quasi una mise en abîme, per cui c'è uno sdoppiamento, un raddoppiamento, per cui oltre a questo c'è l'idea che la cosa è possibile perché viene presentata come un documentario, cioè come quindi una raccolta di fatti, di documenti che vengono presentati come veri. Cosa ci può essere di più vero di un documento? Tecnicamente si chiama mockumentary, questo genere da mock, che vuol dire beffa, scherzo, in americano e in inglese, e appunto Zelig Woody Allen è il più celebre, ma c'è tutto un po' un piccolo filone di nicchia, tra cui un film di Peter Jackson, che è l'autore del Signore degli Anelli, che si chiama Forgotten Silver, e che è un altro nostro punto di riferimento. Ho parlato di mise en abîme perché la mise en abîme, diciamo, per capirlo in modo molto semplificato, è il cinema nel cinema, cioè lo sdoppiamento. Tu vedi nel film qualcosa che è uguale al film e che è diverso. Questo qui naturalmente, questo film nasce così, nel senso che guarda caso nasce come una scoperta archeologica, che c'era uno scheletro che aveva cosa abbracciava, l'avete visto, una camera, e quindi è il film, è il cinema che in qualche modo si rispecchia, questa camera poi viene riscoperta e noi vediamo delle cose. È un gioco chiaramente di cinema nel cinema, fatto molto bene perché è molto sottile, non è, come dire, esibito, e quindi da questo punto di vista è estremamente interessante. Ricorda un po'
la figura del cineasta, del cameraman, diciamo così, il si gira di Pirandello un pochino. Questo non lo so, te lo vai a leggere dopo, ma insomma, se non sono appassionato, ho fatto l'esame di maturità. Il si gira di Pirandello sarebbe il titolo originario di Serafino Gubbio. Serafino Gubbio Operatore, dove c'è questo tema drammatico della ripresa continua. Insomma, il titolo originario era Si gira, poi lo ritrasformò in questo titolo. Il testo che conosceva Walter Benjamin nel Si gira, la prima versione, poi è un grandissimo romanzo, secondo me. Ma detto questo, poi non mi allungo troppo, ma i temi secondo me in gioco sono calcio, cinema e storia. La storia perché è una narrazione costruita, è una storia basata sull'idea che bisogna fare la storia, e addirittura è basata come documentario, quindi come se fosse una ricerca archeologica, storica, di testi che vengono ripresi. È una storia dimenticata, fra l'altro, quindi addirittura c'è l'idea proprio tipica della storia, cioè l'atteggiamento di pietas, cioè raccogli le cose occultate e le disveli, perché questa è una storia. Quindi insomma, c'è una molta ironia in questo, ma è estremamente interessante. C'è ovviamente il cinema, ma l'ho già detto, perché è tutto basato poi sul fatto che la prova storica è data dalla ripresa, e ci sono moltissimi fotogrammi dove vedete che c'è la soggettiva, il modo di costruirla, le diverse posizioni, le intenzioni tecnologiche per fare vedere, e poi c'è il calcio. E qui qualcosa va detto. Io detesto il calcio di oggi, ho giocato a calcio, lo conosco abbastanza piuttosto bene. Io appartengo alla generazione Gianni Brera, quindi per me la partita perfetta è 0-0, sono per il catenaccio, detesto questi calcio televisivo tecnicamente di bassissimo livello, si vede questi mondiali come al solito, dove bisogna fare molti gol perché così è spettacolare, è tutto muscolare, vabbè, è l'epoca nostra, quindi è così. Io amo quel tipo di calcio che non era ancora quello, cioè quello è ancora precedente, quello del metodo, era un altro sistema ancora, quello che voi riportate, cioè il calcio dove la partita perfetta è 0-0, quindi figuratevi, tutto il contrario di quello che si pensa. È proprio una filosofia da un grande maestro che si chiamava Gianni Brera, che sosteneva questa, cioè il catenaccio, quella cosa per cui una squadra che aveva giocatori meno dotati, se si riusciva a disporsi tatticamente in modo difensivo forte, era capace di battere la squadra forte. Oggi questa cosa è un po' finita, perché devono vincere i forti, perché si sa, ci vogliono, i ricchi sono forti, potenti, belli, e dunque è giusto che siano vincenti, e quindi scatta fortemente questo che ormai è determinato. Ma c'è qualcosa di peggio oggi, perché non solo sono i belli, forti, eccetera, ma questi qua sono anche corrotti, e c'è la corruzione, per cui mi pare interessante questo film, perché mi faceva pensare a una cosa, cioè al fatto che tutto sommato questa è una fiction che si presenta come dato archeologico, reale, storico. La domanda che uno si fa è: qual è il rapporto fra realtà e verità in un calcio che è fondato sulla falsificazione delle partite, che è quello di oggi? Perché questa è una domanda che uno si dovrebbe fare, perché è chiaro che è una realtà che nasconde la verità continuamente. Chi è sicuro di come vanno le cose nel campionato? Oggi naturalmente tutti ci autoinganniamo, il calcio ci piace, quindi tutto sommato ci dimenticheremo anche di questa corruzione, perché ci viene difficile immaginare qualcosa senza il calcio, senza questa passione, però le cose stanno così, ci sono i soldi e c'è la corruzione, non solo nelle ASL e nello Stato, ma anche, come voi sapete, nel calcio. Non è una novità, non è una novità, ogni tanto viene fuori, mi pare che le cose siano aumentate, tu non sai esattamente se il campionato è stato vinto dalla squadra che lo meritava, quindi c'è sempre stato questo tema nel calcio, ed è presente anche nel film Loro, con questo questa ironica figura dell'arbitro che ha la pistola e che quindi in qualche modo determina le partite, con i nazisti, il nazista con gli occhiali, lo trovo bellissimo tutto questo gioco veramente fortemente ironico dove emergono questi dati. Ma quello che è interessante è che è quasi più forte il piano di verità raccontato
in questo film, che è il piano di verità che ci viene dato oggi da quello che è il calcio reale. E questo è un dato su cui dovremmo, secondo me, un po' riflettere, che un po' lo collegherei e chiudo con i temi che sono belli, cioè in fin dei conti c'è la nostalgia di un calcio legato a delle passioni, comunque la si voglia mettere, non solo delle passioni dove ci sono i sogni impossibili che si devono realizzare, dove sono tutti, oggi ci sembrano tutti un po' matti, questo ricco signore che vuole fare questa cosa impossibile, cioè l'idea per cui tutto è esagerato in un certo senso, e questo è un campionato del mondo esagerato da tutti i punti di vista, e figurate l'arbitro che minaccia con la pistola, il centravanti dei nazisti con gli occhiali, è una cosa davvero bella, perché c'è questo dato interessante. Il messaggio che viene fuori tutto sommato poi mi sembra questo fondamentalmente fra gli altri, cioè è chiaro che non c'è tanto una nostalgia di un passato, ecco, ma c'è l'idea che, come dire, qualcosa di diverso è possibile nel senso che lì c'è questo contrasto molto poetico, secondo me, fra l'idea del documentario che viene proposta, che in qualche modo poi si tramuta quasi impercettibilmente in sogno, ed è un sogno che a sua volta si tramuta in dato e documentario, semplicemente perché è allocato nel passato, di un passato, di una cosa dimenticata che forse non è mai esistita, ma non importa questo. Immaginiamoci un sogno invece che sia allocato nel futuro. Oggi è difficile farlo, anche loro risentono di questa difficoltà, infatti pongono il problema del passato, però questo contrasto lo trovo estremamente interessante di fronte a una condizione di realtà quale è quella attuale del calcio, non solo del calcio, che evidentemente è fortemente costruito, secondo me, e la crisi lo sta facendo vedere, su un autoinganno che ci siamo portati avanti negli ultimi almeno 10-20 anni, ci siamo tutti autoingannati. Il modello massimo dell'autoinganno è il Costa Concordia, la grande nave, 4.000 persone che con pochi soldi sognano di fare la grande crociera, affonda come il nostro sistema, basta un niente nell'esaltazione, nell'euforia a tutti i costi, e poi le rughe terribili della verità. Ecco, il film non si pone questo, però in un certo senso ci fa capire come in realtà in qualche modo ci si possa disporre diversamente rispetto a questo dato terribile di oggi. Grazie. Grazie al professor Diacono, in realtà ha interpretato tante cose nelle molte che noi abbiamo buttato in questa storia, che chiaramente sì, mi toccano da vicino, fermo restando che per me è un film sì, sulla storia, sul cinema, con questa ricerca documentaristica, non vuole essere un film nostalgico, sul fatto della partita perfetta 0-0, invece forse questo film filosoficamente sta da un'altra parte, che forse è precedente, forse è proprio in un'altra galassia, perché è anche un po' il film sulla mia infanzia e su come io in qualche modo sognavo il calcio, o come i bambini in qualche modo sognano il calcio. Anch'io sono stato bambino, Sì, però forse tu sognavi il catenaccio, mentre io magari sognavo gli acrobati del circo che facevano le capriole e arbitri con la pistola e campionati impossibili. Quindi per me c'è anche un po' questo dato, che da una parte sì è l'idea di giocare, farsi un po' beffe sia del calcio ufficiale degli anni 40, che era veramente terribile, cioè era veramente soggiogato dai regimi nazifascisti, e succedevano nel calcio ufficiale cose tremende, come la squadra dell'Austria che viene annessa nel 1938 alla squadra della Germania, quindi dopo essere stata messa in cartellone sparisce una squadra, o gli inglesi, che sono i maestri della democrazia, che fanno anche loro il saluto nazista, la propaganda che sfrutta continuamente il calcio. Volevamo farci anche un po' beffe dell'esasperazione totale del calcio chiaramente di oggi, però volevamo anche alla fine raccontare un po' i nostri sogni personali, e c'è molto anche, credo, delle mitologie infantili legate al calcio. Passo la parola a Maurizio. Sì, io che innanzitutto ringrazio per essersi prestato a questa grande scoperta, e tra l'altro oggi o ieri gli ho anche chiesto scusa perché nella versione veneziana la sua parte
era più lunga, poi come vedete è già un film super denso e l'abbiamo accorciata, ma prometto che presto, se riusciremo a fare altre serate, recupererò la sua scena tagliata. Molto è successo anche a Kevin Costner in Grande Ferie, per cui può succedere anche a me. Vabbè, è chiaro, io stasera in primo luogo sono qui in veste di amico di Lorenzo e poi così, vabbè, ci si può cimentare anche in un piccolo esercizio critico per quanto estemporaneo, per quanto assolutamente impressionistico. Io ho visto il film ieri sera, poi me lo sono rivisto anche stasera. Sì, io vorrei proprio riagganciarmi a questa faccenda della mitologia, della mitologia infantile alla quale tu accennavi, e a questo proposito in effetti, se è non solo legittimo ma addirittura inevitabile richiamare un film come Zelig, a me questo film fa pensare anche a un altro film di Woody Allen, che è Radio Days. Perché mi ci fa pensare? Perché in effetti così come nel film di Woody Allen si costruisce appunto la mitologia della radio, di quella radio quando la televisione non esisteva, ecco, qui appunto si costruisce una mitologia non necessariamente nostalgica, non è che la nostalgia sia l'elemento così caratterizzante, però si costruisce una mitologia che è sia del cinema che del calcio, no? In questo senso le due figure che sono al centro della ricostruzione, presenti e insieme sfuggenti e sempre assenti, che sono quella del Conte Oz e del grande cineoperatore Sandrini, queste due figure di utopisti del calcio e del cinema, sembrano, come dire, figurativizzare dentro il film il ruolo e la funzione che avete svolto voi autori, che avete avuto, come dire, questa idea utopica di andare a fare un film in Patagonia sulla storia di un mondial leggendario, mai giocato, soltanto narrato, cantato come appunto una canzone di gesta nei racconti di Soriano e di altri scrittori sudamericani che, se non hanno cantato proprio questo mondiale, hanno comunque cantato il calcio, no? In questa abbiamo anche il tango che lo fa. Appunto in questa chiave. Io poi che conosco tutte le vicissitudini produttive che hanno contrassegnato proprio la realizzazione del film, davvero è stata un'impresa, un'utopia che poi che si è compiuta. Allora ecco, veramente vedo dentro in questi due personaggi la vostra manifestazione dentro questo mondo della finzione. E poi, continuando questo gioco di rimandi che il film suggerisce, proprio perché forse è davvero, come si diceva, un film sul cinema, e quindi è inevitabile che scateni questo processo di associazioni, a me ha fatto pensare anche, proprio per questa sorta di autosufficienza, no? Di un mondo compiuto, chiuso in se stesso, a certe operazioni che negli ultimi anni ha fatto un regista come Wes Anderson. Mi ha fatto pensare non tanto ai Tenenbaum quanto più che altro alle avventure acquatiche di Steve Zissou, perché lì c'è la volontà di ricostruire per esempio il mondo dei documentari di Jacques Cousteau, quindi quel modo di raccontare il mare, un modo che fra l'altro oggi per noi non ha più niente di documentaristico, nel senso in cui noi oggi intendiamo proprio il documentario. Ecco, allora davvero avete costruito un mondo della finzione, no? una diegesi così
chiusa, così autosufficiente, così perfettamente chiusa in se stessa, no? Anche se poi capace di parlare del mondo, forse anzi proprio per questo, che mi ha rimandato a quei film dove c'è proprio un'estetica che segna tutti gli elementi della rappresentazione in modo così omogeneo. Ecco, c'è anche nel vostro. E poi anche perché c'è proprio il senso di una parodia seria, ma non seria, non tanto nel tono, quanto piuttosto nel modo assolutamente serio in cui avete costruito questa sorta di filologia immaginaria, appunto di recupero di testi, di forme testuali le più varie, appunto dal racconto radiofonico ai filmati d'epoca di carattere militare, sportivo. Ecco, questa capacità di costruire un modellino di un mondo. Poi il fatto che tu ti richiamassi alle fantasie infantili, alle fantasie calcistiche infantili, certo mi ha fatto pensare che questa cosa voi in fondo l'avete, ecco, in questo gioco di messa in abisso, che sicuramente proprio è una delle chiavi strutturali del film. Beh, anche questo voi anche proprio questo vostro gesto creativo voi avete rappresentato dentro il film. Nel momento stesso in cui il terzino Bardi dispone le sedie per ricreare nella sua stanza la situazione della partita, oppure quando c'è quel piccolo trenino elettrico, no? È davvero come se vi foste nuovamente rinchiusi nella vostra personale stanza dei giochi e lì aveste ricreato quelle partite straordinarie che si facevano con le mollette o con i tappini, dove appunto si mettevano a confronto l'Olanda di Cruyff, il Brasile di Pelé, la Germania di Beckenbauer e l'Argentina di Maradona. E allora viene fuori una narrazione eroicomica con i suoi eroi straordinari, le sue iperboli, perché c'è appunto i gol realizzati con delle figure straordinarie. Quindi mi sembra che vada anche proprio in quella direzione, no? del racconto eroicomico, dove ci sono queste figure eroiche che appunto si esprimono come in una canzone di gesta, ognuna appunto il portiere dall'occhio incantatore o il giocatore che fa il gol con la mossa dello scorpione, ecco. No, queste sono alcune proprio. Ecco, una cosa volevo aggiungere per chiudere proprio. No, scusami, ma proprio perché tu mi avevi chiamato magari, ma diciamo qualcosa sul rapporto tra finzione e verità, il ruolo del documentario, del film di finzione. Ma in effetti, ecco, il film è come se, ma questa è veramente un'impressione spettatoriale molto estemporanea, invece mi richiamasse proprio un atteggiamento da spettatore di film di finzione. C'è semmai uno o due aspetti che invece hanno un valore documentale, come dire, irriducibile, che è rimasto al di là del racconto, della narrazione, di questi processi di finzionalizzazione di pseudodocumenti, sono da un lato gli spazi della Patagonia. Ecco, ci sono dei momenti in cui il paesaggio ha una sua presenza irriducibile e forse fa pensare che soltanto in quelle distese sconfinate dove si può immaginare tutto, perfino un mondiale di questo genere. E poi i volti, soprattutto i volti un po' di tutti i testimoni, ma soprattutto dei Mapuche. Davvero, allora, in quel momento c'è una piccola traccia, no, di quel cinema di carattere antropologico, etnografico, perché i loro volti parlano ancora della loro storia, e forse anche quello che si intravede nello sfondo, le case dei loro villaggi, questi bambini che giocano a pallone. Ecco, lì allora forse c'è questa dimensione documentaristica che funziona al di là
dell'aggressione del gioco della finzione. Queste insomma erano alcune delle mie impressioni. Sì, no. Molto... Grazie. Mi sono scritto un po' di note perché via via che parlava Maurizio mi veniva in mente delle risposte, poi me le dimenticavo. Allora lui ha parlato di Radio Days e devo dire che è la prima volta che mi citano quel film, che fra l'altro mi piace molto e secondo me è un riferimento magari inconsapevole ma vero. Quando parlo del film spesso mi fanno le domande, una delle frasi che cito di più è una delle frasi dell'inizio che dice Jorge Valdano, che è questo ex calciatore che è anche dirigente sportivo e scrittore, uno dei più bravi a parlare di calcio e letteratura, che dice: il mito è in relazione al mistero, e quando la televisione oggigiorno mostra tutto è più difficile trasformare una partita in leggenda. E noi siamo partiti anche da lì. In realtà in quell'intervista Valdano parlava molto della radio, cioè dal fatto che per riuscire a trasformare qualcosa in qualcosa di mitico, mitologico, di leggendario, c'è bisogno di una zona di mistero, c'è bisogno di lavorare per frammenti. Laddove si indaga, si mostra tutto, come oggi fa la televisione, è molto più difficile lavorare di fantasia. E in questo uno dei nostri punti di riferimento altissimo, perché però per esempio ha citato Gianni Minà a Bari quando ci hanno dato un premio, è García Márquez e il filone in qualche modo del realismo magico, cioè di questa letteratura sudamericana in cui da una parte si persegue la realtà ma che poi il confine fra la memoria e la leggenda si sfuma. E noi abbiamo lavorato proprio in quel senso, cioè abbiamo tenuto questo linguaggio che è il linguaggio della realtà e lavorato in mondi in cui magari i racconti si tramandano oralmente e si ingigantiscono. Io vi giuro, in Patagonia ho trovato un vecchietto che, non a proposito del nostro racconto ma di un altro racconto altrettanto inverosimile di Osvaldo Soriano, lui mi ha raccontato che lì era successa esattamente una partita con il rigore più lungo del mondo, un rigore che dura una settimana. Quindi abbiamo lavorato molto su questa cosa effettivamente, che va dalla radio in qualche modo alla tradizione orale, quindi è un riferimento giusto e che mi piace ricordare. Cos'è che avevi detto poi? Poi aveva parlato di Sandrini e di Oz, molto interessante perché dovunque siamo, soprattutto chi ci conosce ci dice subito: Sandrini è la vostra nemesi, il vostro specchio, cioè io e Filippo siamo molto amanti della sperimentazione, a volte raggiungendo estremi pasticcioni come quelli di Sandrini, però provando sempre soluzioni tecniche, telecamere nuove, eccetera. Quindi questo artigianato un po' da inventori, sì, senz'altro abbiamo riversato quelle che sono un po' le nostre velleità in questo personaggio. Rispetto a Oz invece è la prima volta che me lo dicono, rispetto al Conte Oz, e effettivamente ora dopo magari vedrete dei pezzettini, vediamo se riesco a raccontare anche un piccolo aneddoto. Il film è durato tantissimo nella lavorazione, è una lavorazione che si è interrotta e ripartita. Ci siamo trovati tantissime volte senza un soldo in Patagonia, quasi alla fine del mondo, e con la convinzione di tornare a casa prima possibile, prima che tutto volgesse al peggio. Quindi senz'altro tutta la produzione ha avuto aspetti molto avventurosi, disavventure che ci hanno accompagnato insieme a grande ostinazione, grande passione e divertimento, e senz'altro forse anche questa figura di questo conte che da una parte vuole creare, no, un mondiale alternativo, patagonico, pacifista, interrazziale, alternativo a questo calcio, e lui può dire il pazzo in quella zona d'ombra terribile che è la seconda guerra mondiale, può dire veramente che il pazzo non era lui ma i pazzi erano gli altri. Forse un po' rispecchia anche questa volontà utopica di fare un film un po' così spericolato. Quindi mi piace il riferimento, è la prima volta che ci penso anch'io. Rispetto ai giochi dei tappini, delle seggiole eccetera, sì, senz'altro ci sono le seggiole, così come c'è il ricostruire la partita con la saliera piuttosto che con il pepe, e ci sono tutte le fantasie che ci accompagnano da bambini, e quello che abbiamo fatto noi alla fine è dire il mondiale che abbiamo sempre sognato in realtà è già successo, e quindi
lo riscopriamo e nel riscoprirlo ce lo siamo inventato. Quindi senz'altro c'è tanto di queste iperboli che ognuno fa nella sua cameretta quando è piccolo, in cui in una partita può succedere di tutto. Rispetto all'universo finito abbiamo lavorato tantissimo anche in modo sempre molto artigianale, con mezzi mai diciamo così, all'altezza di una grande produzione, però ricreando un universo fatto di frammenti, quindi articoli di giornali, fotografie, fotomontaggi, tutto per in qualche modo sorreggere questa storia che vuole essere senz'altro ironica e giocosa, però vuole anche appunto veicolare cose che poi per noi sono importanti. I volti, i testimoni sono state una delle cose che da subito ci ha interessato e ci ha appassionato, perché fra l'altro, essendo io amante molto dei mockumentary, una cosa, e non so se ci siamo riusciti, però un limite di questi giochi spesso è la freddezza, e noi abbiamo tentato di recuperare un po' di calore e di emozione proprio lavorando con gli anziani, che potessero, alcuni erano attori professionisti, alcuni no, che però potessero in qualche modo emozionarsi e portare calore là dove a volte degli attori normali fanno più fatica. Per esempio l'omino Mapuche, che segna e racconta che quando segna il gol da giovane si emoziona e la moglie lo applaude, quello comunque vi posso garantire che è un momento di emozione vera. Non è tanto però un transfer in cui lui si immagina un passato che non ha vissuto, era l'emozione vera di essere riuscito a mettere in fila la frasina che doveva dire. E dopo tanti tentativi di raccontarci quel gol, lui si è alzato in piedi, la moglie l'ha applaudito e lui era emozionato perché era finalmente riuscito a dire che aveva tirato, aveva chiuso gli occhi, aveva segnato. Però comunque noi in quel momento ci siamo emozionati, lui si è emozionato, e spero che un po' di questa emozione in qualche modo sia finita anche nel film. Questa è la verità della messa in scena di cui parlava Renoir, no? Che qualche volta bisogna cogliere, anzi, ora a voi forse è capitato, no per caso, sembra quasi un po' un metodo fra Renoir e Rossellini, quelle cose che riguardano la verità del set, la verità del cinema, non ha importanza poi se in realtà lui ha esultato per quest'altro motivo. No, sono perfettamente d'accordo, e credo che il nostro tentativo di lavorare con questi anziani sia andato comunque in quella direzione, cioè noi siamo documentaristi più di formazione, e lavorando con gli anziani ci siamo un po' avvicinati al nostro modo di lavorare, quindi grande pazienza, di riportarli a un mondo che in qualche modo era lontano e non era importante se era fantasia o se era passato in certi momenti. Era un loro modo di ritrovare delle emozioni e dei racconti, e credo che gli anziani più di altri ce li possano dare. Sulla natura, la natura è il nostro amore, adesso per la Patagonia, in generale per i viaggi, ha fatto una grande parte, tanto che alla fine per noi il fatto che questa grande impresa titanica della diga avesse in qualche modo tentato di domare questa natura, che poi si ribella e spazza via tutto, è comunque una delle cose importanti del film. Anche la natura, l'alluvione, il fatto che la natura possa spazzare via sia questa grande utopia, sia questa storia di uomini alla fine molto piccoli. Non so se ci sono domande, se no con l'aiuto di Gianfabio vi farei vedere un po' di clip per farvi capire più o meno qualcosa della lavorazione. Ci sono domande? Devo fare un'osservazione. Il gol della Germania al finale era fuori gioco comunque. Quello fa parte dell'arbitro Cassidy che era assolutamente venduto, e in effetti il passaggio sul rigore di seconda, il passaggio sul rigore di seconda anche secondo me era fuori gioco, era senz'altro da annullare. Si possono fare dopo dei dibattiti al bar sul fatto che Cassidy doveva, se non altro, annullarlo, non tanto perché il rigore era di seconda, ma proprio perché si può battere. Cruyff ha battuto un famoso rigore di seconda. A noi ha divertito molto fare questa cosa del giocatore che senza occhiali trova in qualche modo l'ingegno, vince su questa ipnosi del portiere, però oltretutto è nel fuorigioco. Meglio che una domanda.
Io ho la curiosità di sapere perché ha scelto di fare anche la storia d'amore e di ad un certo punto del film darle tanto spazio, perché cioè, io ho notato, vedendo, cioè, il registro è cambiato per me, quando sembrava, se prima io credevo del tutto, mi è sembrato di percepire il gioco invece e anche l'intenzione di un regista di finzione nel momento in cui è stato romanzato questo triangolo quadrato. E quindi perché, cioè, lei ha voluto diciamo attacchi attraverso questa diciamo rilevanza, cioè avendo dato questa rilevanza alla storia d'amore, rivelare un po' il gioco che c'era dietro, oppure semplicemente deve starci una storia d'amore? No, non è che deve starci, oddio, se ci sta non è male. Diciamo, è una curiosità che non è la prima volta che mi chiedono, quindi senz'altro più che legittima. Senz'altro è uno dei segnali più forti dello svelamento. Per me in questo piccolo periodo, da settembre a ora, è veramente impressionante vedere la differenza degli occhi degli spettatori rispetto al film, perché io che l'ho fatto ero sicuro di dare tutti gli indizi per far capire che dopo pochi minuti la storia era tutta finta. Vi giuro, mi sono trovato a dover spiegare che la storia era finta sia a funzionari con cariche anche importanti, che ahimè hanno anche un po' perso la faccia, della RAI. Un articolo dopo la proiezione di Venezia su un giornale che non vi dico qual è, però è molto importante ed è rosa, è stato fermato e non è stato pubblicato il giorno dopo della pubblicazione perché chi ha fatto l'articolo non ci aveva capito nulla e aveva parlato di una storia vera e quindi hanno fermato la pubblicazione, così come invece altri chiaramente sono quelli che magari prendono anche più sotto gamba il film. Per me non è così importante la domanda vero o falso, altri dicono sì, ma anzi forse fin troppo avete giocato fin dall'inizio, dovevate essere più credibili, cosa che diciamo così a me interessa fino a un certo punto. Il nostro tentativo in realtà è stato di fare una progressione, cioè di buttare un grande indizio subito, che era lo scheletro ritrovato nei dinosauri con la cinepresa dopo un secondo, e poi però lavorare su un contesto vero e molto credibile. Effettivamente abbiamo fatto tante ricerche sul contesto e tutta la parte del contesto effettivamente è vera, e là davvero c'era una zona d'ombra dove si poteva lavorare, perché a parte Osvaldo Bayer, uno dei nostri testimoni, neanche gli storici argentini sanno cosa succedeva in Patagonia negli anni 40, però per noi era tutta una progressione, cioè la nostra idea era: dopo questo inizio lavoriamo per una mezz'ora veramente dentro History Channel e poi iniziamo a giocarci le nostre carte sempre più pesanti, quindi vada per l'arbitro che spara il colpo, poi viene l'alluvione, il colpo dello scorpione, la partita che viene interrotta e sviluppano la bobina e fanno le riprese, quindi per noi era in realtà un accumulo di grandi indizi. La storia d'amore è uno dei più clamorosi e quella per me in realtà fa parte delle mitologie infantili, cioè non ce l'ho messa né perché lo voleva il produttore né perché probabilmente è così organica a tutto il resto, c'è chi l'apprezza di più, c'è chi mi dice sì, però è una cosa un po' diversa. Per me fa parte di tutte quelle piccole mitologie che uno ha da piccolo, fra cui il calcio come in qualche modo di farsi belli, di conquistare l'amata, di sfidare l'avversario in diversi modi. Quindi diciamo sì, è uno degli indizi più clamorosi e per me è una di quelle cose che forse è meno storica, meno calcistica e più personalmente infantile in qualche modo. Salve, volevo chiederti, soprattutto all'inizio del film c'è questa carrellata di personaggi molto famosi, importanti, c'è Valdano che hai detto tu, Baggio, anche Lineker per tutto il film, Avalanche. Tu hai detto che il film è stato comunque portato avanti con mezzi abbastanza limitati. Volevo sapere com'è stato chiedere a tutta questa gente
vieni a fare il film con me, vieni a dire che c'è stato un mondiale nel 1942 in Patagonia, come è stato convincerli, eccetera, eccetera, anche se è servito il patrocinio e la sponsorizzazione delle istituzioni che ho visto all'inizio. Allora, il patrocinio non è servito assolutamente a nulla, chiaramente tutte le istituzioni, quando noi andavamo a chiedergli 2 lire, avevamo già finito il film, ci davano grandi patrocini e non ci davano una lira, e alla fine sono finiti tutti nei titoli di testa. Rispetto ai personaggi famosi, 2 cose mi vengono da dire. Una è che noi lavoriamo da tanto sul calcio, anche sul calcio vero, cioè abbiamo fatto documentari anche abbastanza importanti. Io ho fatto un film di montaggio proprio in realtà sui mondiali, montato in Svizzera con la FIFA sui mondiali del 2006, quindi è tanto, essendo appassionato a modo mio, in modo molto strano, però essendo appassionato di calcio ho molti rapporti alla fine anche con giocatori o personaggi importanti, e questo un po' ci ha facilitato. L'altra cosa è stata che noi abbiamo avuto la pensata, che poi alla fine è stata più una fatica che altro, però di girare parallelamente a questo mockumentary un vero documentario che è uscito nel 2010, si chiama Rimè, l'incredibile storia della Coppa del Mondo, ed è una storia vera, veramente incredibile, è la storia del trofeo che fino agli anni 70 veniva dato al vincitore dei campionati del mondo. Quindi quello che noi abbiamo fatto spesso con i più famosi è stato combinare un'intervista in modo anche da massimizzare le risorse, nel senso che una volta che si muoveva una troupe, si faceva un piccolo set e tutto, era anche, diciamo così, economicamente non molto vantaggioso fare poi una domanda da 10 secondi. Quindi con molti di loro abbiamo fatto una lunga intervista su cose vere per il documentario, e poi in coda abbiamo provato a giocare con loro su questo fantomatico mondiale del 42. Con alcuni è stato straordinario, come Colin Ecker, che ha avuto un'intelligenza e una prontezza sorprendenti, molto brillante, ha continuato a giocare con noi, a chiederci. Avelage non ha la più pallida idea, credo tuttora, di cosa abbia detto. L'abbiamo proprio buttato lì la domanda e poi abbiamo fatto firmare una specie di doppia liberatoria, anche se è stato geniale a modo suo, perché a me piace molto la sua risposta, davvero politico, no? Quindi ognuno in modi diversi ci siamo arrivati. Valdano la stessa cosa, abbiamo fatto una lunga intervista per l'altro documentario, in coda ci ha detto qualcosa sul mito, la leggenda, così. Baggio invece stavano girando un documentario su di lui, io conoscevo la produzione perché avrei dovuto lavorarci anch'io, è stato molto gentile a fare con grande sforzo, quasi da parodia di Guzzanti, questa frasina che ha dovuto dire 10 volte. Quello secondo me è un altro grande indizio che è tutto finto, perché appena appare Baggio non credo che sia molto credibile, però lui è stato in realtà complice, ma solo per una frasina, quindi ognuno in modi diversi e con fatica abbiamo inseguito a lungo anche Maradona, che io ero riuscito a intervistare nel 2004. In un trailer appare doppiato, lui dice un'altra cosa e noi l'avevamo doppiato facendogli delle cose, però ci hanno fatto togliere chiaramente per motivi di paura dei suoi legali. Altre curiosità, se no, se vi va bene, sono clip molto corte, tipo da 1 minuto, che però vi possono far rendere conto del modo di lavorare. Forse è la prima volta che le faccio vedere, tra l'altro, così dopo aver visto il film vi rendete un po' conto, soprattutto le prime 3, in realtà ne ho portate tante, potrei andare avanti per ore. Una che si chiama Moltiplicazioni, se Gianfabio è là, ma ascolta e riesce a mandarla. Per filmare l'inaugurazione ci siamo un po' immedesimati nello spirito di Sandrini, che è il nostro cineoperatore eroico, innovatore, inventore patagonico. Abbiamo anche noi cercato di trovare delle soluzioni sandrinesche, quindi prese da tanti punti di vista, usando ovviamente il verde per sostituire gli sfondi che insomma, avevamo a disposizione per gli sfondi che invece erano immaginati nella storia, quindi la diga che abbiamo voluto ricostruire, gli spalti pieni di gente.
sì, re, sì, re, sì, re, sì. Ora. Abbiamo girato insomma di fronte a delle tribune vuote che poi improvvisamente con gli effetti speciali si sono riempite di gente. No, la prima è proprio sul carattere avventuroso e artigianale della nostra avventura, nel senso che, come avete visto, si vede anche abbastanza male, ma vi assicuro che è stata una lotta continua, nel senso che noi avevamo sciaguratamente un coproduttore argentino che via via è evaporato durante le riprese, quindi fra le 1000 volte che siamo andati in Argentina sembrava tutto risolto, alla fine avevamo 7 giorni di riprese e poi invece nell'ultima settimana, giorno dopo giorno, nel piano di riprese c'era scritto, che ne so, 10 soldati nazisti, 20 fucili o 20 Mapuche, 60 comparse, ogni volta i 10 fucili erano 3 fucili, le uniformi, noi si chiamavano gli Sturmtrooper, questi tedeschi veramente un po' sgangherati, e ogni volta sul set, mano a mano che passava il tempo, si presentavano sempre meno persone, e quindi di questo eravamo veramente un po' tipo Oz, cioè dovevamo crollare di fronte tutto. Sandrini, un po' per necessità, un po' per scelta, non so se l'avete visto, in realtà è lo stesso attore che fa sia il nipote che il nonno, e si è veramente prestato in tutti i modi a fare tutte le cose che le abbiamo chiesto, e tuttora, ahimè, lo dico, ma lo dico anche con amarezza, è sempre lì a aspettare la sua paga, così come molti degli attori che si sono prestati a fare il film. Per finire a Cassidy, che è veramente l'eroe comico ma anche il tragicomico del nostro film, perché per raccontarvi l'ultimo giorno di ripresa, noi siamo al giovedì, cancelliamo di comune accordo col produttore il venerdì e rinunciamo a alcune scene. Giovedì dobbiamo girare l'ultima scena con la macchina dell'acqua, la fuga del cavallo e l'alluvione con il fango, e io vedo questa scenografa con una specie di gomma con l'acqua che prova a bagnare il campo così, quando ci doveva essere una macchina della pioggia. Con Filippo ci infuriamo, rifiutiamo di girare e diciamo: noi questa scena qui non si gira se non c'è un po' di pioggia, un po' di acqua vera. Il produttore non era sul set, come spesso succede, io lo chiamo alle 10:30 di sera e lui mi dice: domani avrai i 2 cavalli, le 20 comparse e la macchina della pioggia, non in prima mattinata ma verso le 10:30 ce l'avrete. Ecco, il giorno dopo arriviamo sul set e non c'è praticamente nessuno, salvo il direttore della fotografia, la scenografa, proprio i capi reparto. Iniziamo a chiamare tutti e non c'è traccia. Questo anche per farvi un po' un quadro non solo del nostro film ma anche del cinema, perché poi siamo effettivamente, si va presto per dire: ah, ma il regista ha fatto questo o quell'altro, è stato bravo o no, però poi spesso arrivare alla fine è veramente un'avventura. Con un giro di telefonate l'unica che riusciamo a trovare è una segretaria che un po' a mezza bocca mi dice: è partito. E dico: come? È partito. Quindi il produttore aveva preso un aeroplano e era andato a Roma da Buenos Aires, e l'ufficio era chiuso, e da quel momento lì io non ho più parlato con questo coproduttore, quindi ci siamo trovati completamente sbandati con il film non finito, e al venerdì con il direttore della fotografia, e grazie al cielo un po' della troupe ci voleva bene perché avevamo visto un po' quanta passione avevamo messo, abbiamo organizzato le riprese pirata per il sabato. Abbiamo fatto un piano di riprese scritto a penna con una bandierina pirata, evviva, quasi così, in modo anarchico. Siamo tornati sul campo andando io e Filippo con le nostre 2 carte di credito personali, 2 carte di credito della nostra società, a prendere i soldi per pagare una macchina nella pioggia, 2 cavalli e le 20 comparse che c'erano. 16 persone di troupe sono venute a lavorare gratis il sabato, non assicurati. È stato uno dei giorni in realtà che era il 7 maggio, rischiava di essere uno dei giorni più belli della mia vita. Giriamo quasi tutto, con gli avanzi dei soldi avevamo pizzette, torte, eccetera. Manca solo la scena di Cassidy che
va via a cavallo, sta andando via la luce, io sono insieme al direttore della fotografia su quella gru che avete intravisto, e il direttore della fotografia inizia a gridare non c'è più luce, sbrighiamoci, e nell'ultimo e unico Chuck della scena, che per fortuna è una di quelle ad oggi che fa ridere un po' la gente quando la vede, cioè la fuga a cavallo, nella prima fuga a cavallo, ultima scena del film, senza assicurazione. Il nostro aiuto regista, che eroicamente aveva fatto anche Cassidy e aveva lui convinto la truppa a venire, parte a cavallo e dopo 10 metri si schianta a terra, si rompe un gomito, poi sarà operato. Abbiamo passato tutta la notte fra gli ospedali di Buenos Aires disperati perché eravamo senza assicurazione. No? Questo non per impietosirvi, ma per farvi un quadro di quanto può esserci alla fine di difficile. E era il suo compleanno, era il 7 maggio, lui aveva la famiglia che l'aspettava a casa con 2 bambini e la festicciola già fatta, non è mai tornata a casa fino alle 2 di notte, perché tra l'altro nel labirinto dei ristoranti, sì, dei ristoranti, veramente, degli ospedali argentini ci siamo un po' persi, e quella è stata insomma l'ultima delle nostre riprese, per dirvi quanta fatica e quanto difficile alla fine è stato per noi portare a casa questa operazione. E mi piace anche un po' raccontarlo, appunto, anche perché magari in questi incontri la gente sappia anche delle difficoltà pratiche che ci sono nel gestire le persone. Se no, ci sono altre domande ultimissime, se no direi di chiudere, che è tardissimo.